l'immaginazione è un progetto e poi naturalmente c'è l'azione creativa che deve compiere quello che l'immaginazione ha presentato. Sono Antonia Sauter, sono nata, vivo e lavoro a Venezia. Venezia è la mia città e la mia continua fonte di ispirazione. È stato un viaggio che è cominciato quando ero piccola, quando ero una bimba, e che piano piano, senza neanche accorgermi, è diventata quasi la mia, non dico missione di vita, ma in qualche modo il filo conduttore di tutta la mia vita. Noi ragazzi di allora avevamo appunto questa necessità di scoprire. E una delle mie grandi scoperte furono appunto le regine, ma non così tout court, perché in realtà erano legate a questo grande gioco che io giocavo con la mia mamma, donna creativa, incredibile, visionaria, in realtà una donna semplicissima, ma che usciva sempre con la sua testa fuori dagli schemi e un po' ha insegnato anche a me ad uscire dagli schemi. Il nostro gioco consisteva nel trovare il personaggio che io avrei dovuto interpretare durante il carnevale. E quindi la sfogliavamo, io mi divertivo, potevo essere chi volevo, potevo sognare di essere chi e facevo dei viaggi straordinari nel mondo. Per me indossare un costume, dico sempre, è vera magia, è pura magia, è entrare in un sogno e in un viaggio. Mi sono comprata la possibilità di vendere in un piccolo spazio tutto quello che io creavo, che era molto semplice, ma che faceva sempre capo a quella che è stata il mio gioco infantile. Venezia è la mia culla, è la mia fonte di ispirazione, è uno scrigno prezioso per me da sempre ed è qualcosa che appartiene, cioè io lo sento, mi sento scorrere questo sangue veneziano che e non mi sento, probabilmente è una cosa assolutamente personale, bene in nessun'altra parte del mondo, così bene come qui.